Importante manifestazione a Marghera per la presentazione dei nuovi mezzi della polizia locale. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il vice sindaco con delega alla protezione civile Andrea Tomaello, l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce e il comandante generale della polizia locale Marco Agostini. Erano presenti anche i presidenti, i consiglieri di municipalità e i consiglieri comunali. I nuovi mezzi nei prossimi giorni saranno tutti a disposizione del Comando Generale. Si tratta di 71 nuovi autoveicoli, tra questi 25 autovetture totalmente elettriche con i colori dell'Istituto di Polizia Locale. Altre 5 autovetture elettriche saranno destinate ai servizi investigativi della Polizia Locale, 3 per il servizio dei messi notificatori. Al parco mezzi della polizia locale si aggiungono poi altre 19 autovetture ibride plug-in, oltre a 3 nuovi mezzi per i servizi investigativi della polizia locale e altri 3 con blindatura leggera e cellula di sicurezza per il trasporto di persone fermate. 4 mezzi con motorizzazione ibrida saranno invece assegnati al servizio dei messi notificatori e 2 i nuovi furgoni che saranno allestiti ad ufficio mobile per l'infortunistica stradale. Un altro sarà invece utilizzato per le attività di educazione stradale. Altri 3 mezzi saranno invece adibiti al trasporto di persone. È un rafforzamento, c'è non posso dire un percorso che noi stiamo facendo da quando io sono arrivato di potenziare la polizia locale. Abbiamo agito prima con la ristrutturazione del corpo e con l'inserimento di tanti giovani. E anche oggi sono i nuovi ispettori, tanti giovani che hanno completamente stravolto in senso positivo anche il ruolo che ha la polizia locale nella nostra città, e credo che sia l'occasione giusta per ringraziarli per quello che hanno fatto. Sono papà e mamme anche loro, ed è giusto riconoscere, pur nelle grandi difficoltà che abbiamo, il loro grande sforzo. Poi c'è anche la protezione civile, a cui abbiamo dotato di altri 3 mezzi 4x4 che per andare in situazioni più difficili dove c'è paltano, situazioni del genere, e anche a loro il ringraziamento perché sono sempre stati presenti a partire dall'acqua granda, poi il Covid, poi la nave, poi le fuoriuscite, insomma abbiamo avuto di tutto, e sono ragazzi che vengono sempre straordinariamente coinvolti, loro di Venezia ma anche quelli di tutti i comuni della città metropolitana. Quindi oggi è una giornata per dire grazie e per dire che al di là delle chiacchiere noi continuiamo a amministrare il bilancio. Lo amministriamo bene, nel senso che togliamo debiti e non li facciamo, e dentro al fatto di usare bene i soldi riusciamo a finanziare questo tipo di attività, insomma, perché credo che il contrasto è importante. Un'ultima cosa che credo sia davvero non alla nostra portata ma a quella del Parlamento italiano è quella di cambiare le norme giuridiche per tenere la gente almeno qualche giorno in cella, insomma. Io non dico di mandarli nelle carceri che sono già sovraffollate, o di continuare a costruire processi lunghissimi che poi non arrivano mai a sentenza, ma costruire una proposta alleggerita, magari appunto un giudice di pace penale con poteri limitati, se vuoi, di carcerazione, però non è possibile che le persone pensino di fare quello che vogliono, delinquere. Sono piccoli reati, però anche il piccolo borseggio di 200-300 euro un anziano costa molto. Noi abbiamo fatto adesso una delibera in cui rimborsiamo l'anziano per quasi costringerlo a presentare denuncia, perché noi vogliamo che emergano gli atti di delinquenza, non siamo per cancellare nulla, anzi vogliamo enfatizzare tutto quello che c'è, e grazie ai cittadini che ci segnalano sappiamo che c'è un grave problema, è un problema, credetemi, che viene fuori dopo il Covid. Sono aumentate le malattie mentali, è aumentato un disagio generale, collettivo, quindi con le persone state calmi, cercate anche di non reagire, però la gente non ne può più. Furti nelle case, situazioni di degrado, sporcizia, per non parlare della droga, eccetera, consumata tra l'altro in luoghi pubblici, davanti agli androni delle porte delle case. Queste cose qua non sono accettabili, sta succedendo in tutta Italia. Noi pensiamo a noi pensiamo qua e vogliamo affrontarlo insieme ai cittadini, insieme a tutti quanti, però il Parlamento deve fare delle norme in più per tenerli dentro, perché non è possibile che noi continuiamo a arrestarli e li lasciano liberi, perché queste sono le norme di oggi. Schierati in piazza Mercato di Marghera anche i nuovi ufficiali del Corpo di Polizia Locale che frequenteranno il master universitario in management dei servizi di polizia locale organizzato dal Comune di Venezia
in collaborazione con l'Università Ca' Foscari.